Ciao, siamo in Tanzania, nell'isola di Zanzibar, nella riserva di Jozani, dove c'è uno degli ultimi relitti di foresta pluviale, e abbiamo incontrato un camaleonte, probabilmente Cameleo di Lepis, una specie diffusa anche nell'Africa continentale. Forse questo è un maschio, chiamato anche camaleonte dalle orecchie, perché sembra che abbia delle orecchie che si sviluppano posteriormente sulla capsula cefalica. Interpretare la colorazione dei camaleonti non è così semplice, perché a volte ha un significato difensivo mimetico, cioè i colori vengono modulati per confondersi appunto con l'ambiente, perché i camaleonti appunto sono noti per poter cambiare colore molto velocemente, ma altre volte i colori servono a comunicare tra di loro, oppure per spaventare eventuali predatori. Normalmente nei camaleonti i maschi sono più grandi delle femmine perché combattono per, appunto, sia per il territorio e per la femmina, ma sembra che in questa specie sia la femmina ad essere un po' più grande del maschio,